Antonio, scommetto che non ti ha mai salutato così. Ciao Antonio Lorusso. Un po' di musica ribelle. Anna ha 18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera prima di dormire legge di amori e di tutte le avventure dentro nei libri che qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive. Ascolta la sua cara radio per sentire un po' di buonsenso, voci piene di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da cretini e i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può parlare, è dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque vai. La musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Di dischi, lui fa la collezione e conosce a memoria ogni nuova formazione, e intanto sogna di andare in California o le porte del cosmo che stanno su in Germania. Dice qua da noi la musica non è male, quello che conta sono solo le parole, ma poi le ritrova ogni volta che va fuori dentro i manifesti o scritte sopra i muri. È la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. È la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.